Eccoci qua, seconda parte della nostra porta. Mi ha messo anche a caricare un po' il telefono che era quasi scarico. Guardate che sciccheria. No, adesso costa 2500 euro sta porta. Metto di qua. Oh. E c'è troppo sole qua, porca vacca. Grande Michele, numero 1 delle resine. Ancora, ce ne vuole. Il numero 1. Guardate tutti i sassolini, che figata. Ciao Deborah! Ti saluta Deborah. Chi Deborah? Deborah! Sì, ciao Deborah, mica lei è bravissima. Ah sì. Tutta la mia Sì. stima. Anche da te aspettavo qualche pannello, un tavolino, Deborah. Sai che io sono aperto a tutti, eh. Ciao Massimo, buongiorno, grande artista. Massimo Gallo. Guarda qua Massimo, guarda che roba. Lui è bravissimo, eh. Oh, lo zio Fede. Minchia, il tuo amico. Chi? Lo zio. Ah, ok. Guardate qua, guardate. Detto Deborah, quando vuoi, grazie anche voi, non scherzate. Tu sei bravissima, Deborah. Adesso mi arrivano una decina di tavolini, Deborah, te ne porto uno. Ok. Lo zio ci fa i complimenti, lo zio Fede. Ti piace un po'? Bellissima, bellissima. Sei troppo forte, Miki. Mi piace. Un po', lo guardiamo meglio. Adesso devi fare un po' di sfumation. Sì. Mamma mia, che porta. Alberto Marcellino, eccolo qua. Condividi. Sempre in diretta. Sempre. Guardate qua. Con tutti gli Swarovski. No, non sono Swarovski. Che pietra è questa? Sono delle pietre, sono dei minerali, Dei minerali. non proprio di alto livello, ma sono molto Vabbè, carini. da poveracci, dai. No, poveracci no, però sono quasi semipreziosi. Semipreziosi. Mica, quanto vale sta porta? 2000 euro la vendiamo, dai. 2000 euro. Dai ragazzi, Tutto 2000, tutto 2000. senza telaio, eh? Così, alla buona, per la portata. Mettiamo un po' di... Mia moglie, neanche mia moglie mi vede in diretta. Monica, preparati che la nuova casa ti faremo tutte queste porte così particolari, eh? Mi raccomando. Mettiamo un disco, Chi è? mettiamo un disco. Dai, metti un disco. Pum, pum, pum. Guardate quello, mamma mia, che bello, guarda. Grazie Vladimir. Eccolo qua. Adesso non si ferma più adesso. Valente Massimiliano, il ritorno del guerriero. Grande Valente.
Mamma mia, che bella sta porta. Mi sto emozionando, eh. Questa è la porta del mio ufficio. Ci siamo quasi, Ci siamo quasi, ragazzi. Guardate che sciccheria. Super lusso. Vai Miki, spacca tutto Miki. E qua lo dico, tutti i più bravi decoratori che ci sono del web sono passati tutti da me, eh. È vero Miki? una pubblicità. Beh, oh. Poi prendono il volo. Guardate, guardate. Che gran figata. Buongiorno Ben, il mio amico Ben. Se vuoi Ben veniamo a Londra, eh. Che cazzo se ci vado io a Londra? Guarda chi ti porta, guarda. Questo è un pazzacchione Ben. Guardate, mamma mia, che è sta roba qua, guarda, guarda, guarda. Ti eccita una porta del genere, eh? Ci siamo? Inizia a vedere qualcosa? Minchia, minchia, bellissima. Ragazzi, la mettiamo all'asta. Prezzo base 2000 euro. Chi offre di più? È tutta vostra. È un sogno. Peccato cacchio che si chiude sta porta. Doveva rimanere fissa. Mi sa che dobbiamo fare un pannello, Vicky. Così? Vabbè. Un'altra... Pannello grande. Vabbè. Ben ci offre 2,5 sterline. Vai Ben. Dai, l'asta. Chi offre di più? 2.500 sterline sono quasi 3.000 euro, no? Sono quasi 2000. 2000 qualcosa. Mi hanno chiamato in diretta ma non posso rispondere al telefono. Questo effetto. Voglio vedere questo effetto. Mamma mia, guardate questo effetto. Wow! Ah! Che roba! Il numero uno delle resine autolivellanti è lui. Guardate qua. Cioè ragazzi è un'ora che lui lavora su sta porta qua. Andrea Sansone, buongiorno. Lui è tuo paesano Andrea, è di Matera, eh? Anche Andrea è tanta roba, Michi. Però sulle resine non lo so, ma come artista, veramente un grande artista, eh?
Piacere di conoscerti. Di più, grande Ben. Dai Ben, guarda cosa ti mando a Londra la prossima volta. Minchia. 3.000 euro sono 2.500 sterline. Vediamo? Dai, è giudicata Ben. Guarda Ben. Mamma mia, che roba. Che roba. Basta. Si può dire, mi sto rappando. È di Matera, Andrea. Ha chiesto a Andrea di dove sei. Sei di Matera. Sono di Pomarico, provincia di Matera. Pomarico. È un pazzo, Andrea. Buongiorno Sergio Villa. Guarda che porta Sergio. Sergio Villa è una grandissima persona, amici. Anche lui fa lavori bellissimi in giro per il mondo. Ha restaurato una statua a Pomarico, Andrea Sansoni. È bravissimo Andrea, eh. Dopo ti faccio vedere un po' di lavori. Bello, naturale, ci sta. Mamma mia, guardate che bello. Certo che passo, Sergio, se vuoi ti porto lui, così parliamo anche per i mobili che fai. È bravissimo, eh? Guarda cosa ti combina, Sergio. Ci siamo. Ci vuole Sergio che andiamo a trovarlo. Questo è una bravissima persona, amici. Sergio Villa. Dopo ti chiamo, Sergio. Buono. Guardate qua, guardate che sciccheria. Ancora, non si ferma mai. Ben, mi sa che devi offrire di più di 3.000 euro qua, Ben. Guardatelo com'è concentrato. Ci voleva sto sole qui dietro, eh? Non fa vedere niente. Andrea Tizio, buongiorno, un altro pazzacchione delle resine, Andrea. Grande Andrea. No, questa è una porta, Sergio. È la porta del mio ufficio. È una porta, rimarrà tutta a rilievo. Guarda che bella, Sergio. È bellissima, eh? Ci siamo. Bellissimo. Ci siamo? Dopo ti chiamo, Sergio. Adesso vediamo un attimo come reagisce. L'hai finita? Ragazzi, peccato che ho questo sole che non la fa vedere bene. Fai un bel video da qua, per fargli vedere tutti quando fai il controluce, così ce l'ha. Da questa parte. Mettiti tu davanti, vieni tu dietro perché mi fa più ombra. Un attimo. No, non è troppo pesante. No, non è così.
Sono 3 mm di roba. Che c'è? Ne vedete Jonathan? Guarda. Mi metto qua. Sì, perché fai ombra e... Vai. Oh, vedi. Si vedono più le sfumature. Guarda questo, vedi. Sovrapposizione. Bellissima. Beh ragazzi, dopo di questa chiudo la diretta perché è veramente bellissima. Io la lascerei così, basta Miki, giusto? Visto Jonathan? Bella? Bellissima. Ti piace, bro? Ciao a tutti ragazzi, alla prossima. Saluti a tutti Miki, grande Miki.